può decidere da solo cosa vuole fare, quindi per me la fede è qualcosa che mi porta avanti nella vita e quindi ognuno di voi sempre, come si dice, decide da solo cosa gli piacerebbe fare, quindi io penso che la fede è qualcosa di molto importante, quindi vado sempre il presidente della Laurenti sarà la sera, ha detto è il portiere della nazionale. Io sono venuto a parlare abbastanza, però stasera sarò un pochettino più corto, non tanto più corto. Il riferimento al calcio io lo voglio fare perché sia io che Edi rappresentiamo questa città attraverso il calcio. Questa sera qui si festeggia il Giubileo napoletano, quindi la speranza. Allora io faccio un passo indietro di circa 7 anni, quando a Napoli il calcio praticamente non c'era più. È arrivato un presidente nuovo, ha ricostruito con sapienza, con capacità, una società d'ambiente e dai campi di periferia in Serie C questa squadra, questa città, questa società è arrivata addirittura agli ottavi di finale di Champions League. Come simbolo di speranza, di risorgimento, di capacità di rialzarsi anche dopo le difficoltà. Sono a Napoli da 2 anni. La batteria tutti quanti con il buon esempio, magari anche attraverso il calcio in questo momento, attraverso i tanti buoni esempi che questa città sa dare, e torni veramente a portare il nome di Napoli in alto, non solo nel calcio ma in tutto quello che può rappresentare di così bello nel mondo. Grazie a Napoli per quello che ci sta dando e soprattutto, visto e considerato che siamo vicini alle feste di Natale, anche l'occasione per fare gli auguri a tutti quanti da parte della nostra squadra, soprattutto la nascita di nostro Signore Gesù Cristo. Grazie a tutti. No, facciamo un cambio?